Ovviamente, come tutti quelli che fanno, gli errori possono essere stati commessi in assoluta buona fede, ma sicuramente senza aver creato danno al comune, anzi avendo creato dei vantaggi economici e gestionali. Così l'ex sindaco di Mogliano, Diego Bottacin, attualmente consigliere regionale, in merito al caso SPL, la municipalizzata del comune, che avrebbe provocato un danno erariale complessivo superiore ai 5 milioni di euro. Quello che ribadisco è che io sono tranquillo perché finché c'ero io la società ha fatto solo risparmiare il comune. Mai avallato l'assegnazione ad SPL di un utile del 21%, aggiunge l'ex primo cittadino, che comunque ammette di non trovare scandalosa la cifra in rapporto agli oneri sostenuti dalla società. E alla dichiarazione dell'attuale sindaco Giovanni Azzolini, che ha affermato di aver sempre espresso la sua contrarietà in merito alle municipalizzate, Bottacin replica in questi termini. Sono passati quasi 10 anni dal 2003, dalle prime delibere. Io però francamente non ricordo nessun atto di giunta adottato col voto contrario di Giovanni Azzolini, non lo ricordo proprio. E anche sulla definizione di polpetta avvelenata, l'ex sindaco non rinuncia ad affondare i colpi. No, non ci sono polpette, io non so che cosa abbia mangiato Azzolini ieri o in questi ultimi anni, ma di sicuro non polpette che gli ho servito io.